Quella che vedete è l'acqua della Roggia di Udine, che bagna le pale del mulino di Basaldella, in comune di Campoformido. Qui siamo proprio di fronte al mulino di Basaldella, una struttura del 1400 carica di storia e di fascino, che ha lavorato come mulino fino al 1982-83 e poi è stata oggetto di una ristrutturazione. Siamo a Basaldella di Campoformido, all'interno del mulino che risale al 1400, una struttura che da circa 10 anni è di proprietà comunale, ma che solo da poco abbiamo rivitalizzato, creando all'interno di esso un centro visite dedicato al nostro territorio, nello specifico al Parco del Cormoro, un torrente che scorre proprio in questa frazione. All'interno di questo immobile abbiamo realizzato un percorso didattico multimediale che racconta la storia del mulino, risalente appunto al 1400, la storia dei prati stabili, le caratteristiche di questo ambiente ricco di biodiversità e l'ultimo piano, dove siamo proprio in questo momento, dedicato alla biologia, perché Campoformido dal 2019 è diventato comune amico delle api. Il visitatore quindi entra e oltre a vedere gli ambienti fisici scopre anche questo percorso multimediale che gli permette poi di uscire e visitare il parco con maggiore coscienza, con maggiore informazioni in questo dialogo fra il reale e il virtuale.